1127 donne e 786 bambini. Potrebbero essere gli abitanti di un piccolo paese padovano, le oltre 1900 persone passate nel 2022 a chiedere informazioni o aiuto al Centro Veneto Progetti Donna di Padova. La Onlus, che offre sostegno a donne italiane e straniere in difficoltà e coinvolte in situazioni di violenza e maltrattamento familiare e non solo. Il numero di donne che si sono rivolte al centro anche solo per un colloquio o per un accompagnamento legale è in aumento. Sono state invece 37 le donne con 27 bambini ad essere ospitate nelle case rifugio protette. Ci sono donne che rimangono anche anni dentro le strutture protette perché il percorso di fuoriuscita dalla violenza è un percorso ancora troppo pieno di ostacoli. Parliamo di ostacoli che riguardano i ritardi nei tempi della giustizia e si parla di udienze preliminari anche dopo anni, la prima denuncia, e ritardi anche e ostacoli soprattutto nel trovare un lavoro che possa rendere le donne autonome economicamente e poi anche una casa che garantisca a quelle donne, ai loro figli e figlie, di essere libere da appunto ogni costrizione. 5 le case rifugio in tutta la provincia gestite dal Centro Veneto Progetti Donna, 5 i centri antiviolenza sparsi nel Padovano. Qui si offre ascolto, sostegno, rispetto, attenzione. La società sembra però non considerare queste realtà e il servizio che danno. I contributi pubblici sono sempre insufficienti. Parliamo di pochi euro al giorno per ogni donna che accogliamo, che non sono assolutamente sufficienti, equi e degni del lavoro che viene fatto quotidianamente a sostegno appunto di tutte le donne che ci chiedono aiuto.